Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Un Empoli che non vince da un mese e mezzo riceve al Castellani un Pescara lanciatissimo, reduce da 3 vittorie consecutive e a un solo punto di distanza da quel secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta. Si gioca la 23esima giornata di Serie B-Win. Calori rilancia Brugman come trequartista e fa esordire Gallozzi dal primo minuto, rinunciando agli infortunati Tavano, Boucher, Valdifiori e Mori. Zeman preferisce il neoacquisto Nielsen e Sodimo a Koné e Sansovini, mentre Maniero sostituisce il bomber Immobile squalificato. Subito Pescara, Sodimo dalla destra, il colpo di testa di Maniero, il gol, ma attenzione, c'è l'ammonizione per Maniero, il gol viene annullato. Rivediamo nel replay la scorrettezza dell'attaccante ex Arezzo che colpisce con una mano, dunque giusto l'annullamento. Poi Insigne se ne va con un numero sulla sinistra, si accentra, Insigne chiede il triangolo che si chiude con Sodimo, il tiro col sinistro però è troppo alto, eravamo al 17° minuto. Con le immagini passiamo al 25°, è ancora Pescara, Nielsen il tiro, para Pelagotti, Maniero, manca il tap-in vincente, disturbato dal difensore Tonelli. La disperazione di Maniero. Poi ancora Pescara, al 32° minuto c'è il cross di Nielsen, la testa di Cascione, troppo centrale. Para Pelagotti senza problemi. Passano 2 minuti soltanto e ancora Pescara, il gol sembra nell'aria, Balzano con un gran tiro di controbalzo, tira però conclude sopra la traversa, alta la sua conclusione e qua è Coppola, ci fa vedere l'Empoli per la prima volta, sfiora il palo al 39° minuto con il suo giocatore, ma nel finale ancora prima dell'intervallo Pescara, qua Insigne sbaglia un'occasione clamorosa, Zeman è perplesso, poi grande colpo di tacco di Sodimo per Petterini che libera ancora Insigne, siamo al 45°, ma ancora mira sbagliata per Insigne. Nella ripresa non ci sono cambi, parte forte con questo corner di Brugman l'Empoli, allontana Capuano, il tiro al volo di Gorzegno impegna Anania, ma attenzione, Anania vede partire in contropiede Insigne, il rilancio è perfetto, Insigne se ne va sulla sinistra tra 2 avversari, guarda in mezzo il compagno, è Maniero che arriva di testa e sigla il gol dell'1-0. Maniero, Pescara 1, Empoli 0, proprio l'attaccante che doveva sostituire il bomber Immobile va a segno sull'assist di Insigne, direttamente l'azione partita dai piedi del portiere Anania. Al 47° minuto Pescara in vantaggio. Passano 5 minuti d'orologio ed è ancora Pescara. Sodimo vede Nielsen all'esordio, il danese per la testa di Insigne tutto solo, 2-0. L'8° centro stagionale di Insigne che interrompe un digiuno durato 7 giornate. L'esultanza assieme a tutta la panchina del Pescara. Praticamente la gara dell'Empoli finisce qui nonostante la girandola di cambi da parte di Carboni. Da segnalare l'ingresso in campo di Togni per il Pescara che fa 200 a livello di presenze nei campionati professionistici italiani. Nel finale da segnalare questa espulsione per protesta all'87° rifilata a Gorzegno. Perde completamente la testa l'Empoli che un minuto dopo finisce addirittura in 9. Doppio giallo per Tonelli che viene espulso anche lui. Per la prima volta nella storia Zeman e il Pescara vincono in casa dell'Empoli. Pescara -1 dalla coppia di testa Torino-Sassuolo.